Oggi a Grotte si parla di Alzheimer, una malattia purtroppo molto diffusa. Conoscerla ed affrontarla come? Intanto i Lions sono molto presenti laddove c'è un bisogno e questi che diventano purtroppo ormai dei problemi che influenzano negativamente la società. La società deve venire incontro dinanzi alla presenza di talune problematiche che apparentemente sembrano impossibili da affrontare, ma sicuramente attraverso un aiuto anche le famiglie possono essere sicuramente sensibilizzate e quindi comunque aiutate ad affrontare meglio la problematica. Quindi l'Alzheimer è una malattia neurodegenerativa che determina anche la perdita dell'orientamento, che perdita di fatto la perdita della personalità, e quindi ecco che Lions International tra le sue iniziative, le sue attività è quella di provvedere attraverso una forma di assistenza laddove c'è bisogno, e quindi oggi noi abbiamo voluto qui a Grotta affrontare questo problema con dei medici molto specializzati, con delegato al tema che è l'amico Cardagi, e insieme a lui altri eminenti professionisti di settore come il dottore Provenzano, e anche la presenza del presidente dell'Ordine dei Medici di Agrigento e così tanti altri che sicuramente oggi, neurologi e così via, non faranno altro che cercare di affrontare, psicologi soprattutto, affrontare la malattia sotto l'aspetto della cura e della prevenzione. Io ritengo che il servizio che dovrebbero fare tutti i club service è quello di mettere a disposizione della comunità degli mezzi per cercare di affrontare il problema e quindi tentare di risolverlo come? Aiutando le famiglie. E noi proprio oggi sigleremo un accordo, abbiamo avuto la disponibilità da parte della FENACOM, della 50 e più, che colgo l'occasione anche di ringraziare il presidente provinciale qui presente, e metterà a disposizione la sua sede per far sì che l'equipe medica dei dottori dell'Alzheimer a livello regionale possa venire qui quantomeno mensilmente per cercare di sottoporre dal punto di vista dei confronti, dei rapporti con le famiglie che ne hanno di bisogno. E lei diceva un impegno a tutto campo dove c'è bisogno del Lions, la Sicilia ha bisogno sotto tanti fronti, siete reduci anche da una bella iniziativa a Trecastagni nella quale avete discusso di Sicilia, c'era anche il presidente della regione. Ecco, qual è stata, quale obiettivo avete raggiunto in quella sede? Il problema non è quale obiettivo abbiamo raggiunto. Per la prima volta credo che noi dalle parole siamo passati ai fatti. L'associazionismo in genere è visto come un'attività esclusivamente di solidarietà. Diciamo che la mia visione sotto questo aspetto è leggermente diversa, e ritengo che oggi fare parte di un'associazione significa anche essere parte integrante di un sistema che è la società. E nella società noi abbiamo ciascuno di noi delle responsabilità. Io parto da quelle che sono le massime del nostro presidente internazionale, Ciao, che dice la diversità è la nostra forza. È vero, i talenti che noi abbiamo al nostro interno, in questo caso quindi di Lions International, ci consentono certamente di affrontare le problematiche che sorgono anche sotto l'ottica della professionalità asettica rispetto alla funzione politica vera e propria del territorio. Ciò consente di fatto di essere una riserva utile per le istituzioni che ne chiedono di bisogno. Lei è di ritorno da Dubai, ci parli di questa esperienza negli Emirati? E allora, parlare di Dubai darebbe la sensazione quasi al fatto che mi sia fatto una gita, assolutamente no. Nell'ambito delle mie iniziative, se si può dire, di questa lucida e visionaria utopia che ho dell'aionismo, di vederlo come sicuramente un'occasione veramente di crescita sociale, ritengo che la Sicilia diventa protagonista, quindi da oggetto a soggetto di sviluppo, e il soggetto di sviluppo si diventa soggetto di sviluppo anche creando canali e rapporti concreti. Devo dire che già abbiamo avviato come distretto i rapporti con i paesi del Maghreb, la Tunisia, il Marocco e l'Algeria, ma ho pensato che sicuramente un grande ponte anche per l'Oriente sia anche la zona degli Emirati, e quindi io ho pensato di coinvolgerli proprio con un patto di collaborazione. Ma siamo a un punto ottimo dal punto di vista dell'investimento dell'immagine per quanto riguarda la divulgazione, che è quello che noi cerchiamo di fare.
Ecco, adesso la ricerca credo che stia facendo dei passi avanti. Io proprio giorni fa leggevo di un riconoscimento dato a un giovane ricercatore italiano sullo studio delle sinapsi, che sono delle connessioni neuronali che vengono studiate nei pazienti e nei deceduti per Alzheimer, che hanno dato la possibilità di studiare queste sinapsi laddove si vede appunto uno studio tra l'eccitabilità, la ipocitabilità e l'ipercitabilità, che sono alla base di quello che è la modulazione per la risposta cognitiva adeguata.